Allora, io appunto avevo lanciato un po' la provocazione, ma se vuole partire lei, consigliere, secondo me un po' conoscendo un po' i sistemi, come si vanno a incardinare. Poi appunto si crea un conflitto sociale, perché questo poi sì. alla fine lo vediamo nelle grandi città, ma anche nelle piccole città. Ormai sappiamo le difficoltà che hanno soprattutto i sindaci nell'affrontare quelle che sono necessità impellenti, soprattutto nel dare risposte a una criticità legata proprio, magari anche legata alla crisi economica, perché effettivamente la perdita di lavoro anche di chi magari si era integrato sta creando ulteriore disagio nell'ambito sociale. Fondi sociali, sappiamo, sono sempre meno nell'ambito della gestione soprattutto dei comuni, e queste sono sicuramente delle priorità su cui la politica e poi chi andrà a amministrare deve dare una risposta. Quindi anche nell'ambito... Comprendendola, cioè facendo capire a chi viene governato, ai cittadini, che ha una vision del sistema, perché sì, quello chiedono altrimenti molti. vai a improvvisare e appunto affrontare il tema senza un chiaro obiettivo, soprattutto nell'ambito della soluzione. Quindi anche nell'ambito regionale ci stanno discutendo varie proposte di legge. Noi ne abbiamo presentata una legata nell'ambito proprio delle case popolari, in quelli che sono gli affidamenti delle case atere, di quelle che sono appunto la necessità di dare ai cittadini una giusta risposta, soprattutto nell'ambito della crisi della locazione della casa. E su questo sicuramente c'è una conflittualità anche con il governo, con quelle che sono proposte che magari hanno inserito anche ultimamente, quella degli asili nido, il tema della residenza, di avere un minimo, ad esempio 15 anni di residenza. Questa è stata impugnata, perché appunto il governo dice che non è costituzionale. Allora abbiamo voluto fare una proposta alternativa. Ecco, sentite la proposta, perché magari la conoscete oppure no, dopo chiederò a voi il parere su questa proposta. Noi abbiamo che è stata lanciata. appunto delle percentuali di presenza di cittadini extracomunitari nell'ambito del territorio. Giustamente la Costituzione dice chi vive, ha un lavoro e ha anche il diritto di avere un servizio, quindi di accedere a quelli che possono essere i servizi di qualsiasi altro cittadino italiano. Ma secondo noi è bene dare anche una giusta quantificazione a quella che è l'accessibilità, ad esempio, alle case popolari. E abbiamo detto lo leghiamo alle percentuali di residenti stranieri, extracomunitari, rispetto ai cittadini italiani. Quindi fare graduatorie distinte, che in questo caso noi abbiamo messo il 13%, che è il doppio della media dei residenti extracomunitari nel territorio veneto. Quindi un 13% che potrebbe essere appunto garantito e destinato a quella fascia di cittadini rispetto al rimanente che dovrà giustamente, secondo noi, essere dato come priorità a chi lavora magari da una vita, è nato qui, e sappiamo perché quei alloggi sono stati fatti con le tasse messe soprattutto agli operai, ai cittadini dipendenti, a coloro che hanno versato negli anni passati quelle risorse che sono servite per realizzare questi ecco. Edifici. Vanzà, cosa ne pensa di questo provvedimento? Poi sentiamo anche gli altri, secondo lei. Cioè, quindi ognuno nel proprio, il consigliere regionale in regione, le diceva prima, bisogna che le autorità intervengano. Certo. Questo è un tipo di decisione, sì. Allora, secondo lei? I provvedimenti sono fondamentali perché, allora, bisogna distinguere. Ma può essere considerato discriminatorio, come alcuni hanno anche azzardato, adesso non so che cosa in consiglio, che cosa sia venuto fuori, staremo a vedere. Ci sono posizioni diverse. Esatto, infatti. Dica, prego. Allora, la discriminante è la residenza, questa è fondamentale, perché non si può passare sopra all'italiano, cioè è ovvio che se un extracomunitario arriva in Italia e trova lavoro e paga le tasse, e noi abbiamo molti casi, dopo un tot di anni, adesso hanno deciso per questo 15 anni, trade hanno anche abbassato, 15 anni, io posso capire che in particolare i figli nati sono di nuova generazione, frequentano le nostre scuole, è fondamentale che siano educati alla maniera italiana, perché se noi l'unico modo per
bisogna affrontarlo questo problema, non urlare al lupo, perché non va via il lupo se urli. Quindi affrontiamolo innanzitutto con un'integrazione che parte dai bambini, che sono gli unici a mio avviso che si possono integrare. Ma quindi, a parte questo, ma mettere dei tetti del genere, secondo lei è doveroso farlo? Ci vuole un regolamento, assolutamente, perché altrimenti andiamo al caos. Come c'è il caos, io volevo fare un distinguo tra l'emergenza, cioè il momento dell'emergenza non può durare 2 anni. Per quello che dico è necessario snellire i tempi delle commissioni che agiscono sull'arrivo in massa e subito fare un distinguo tra quello che è il profugo e quello che è venuto per delinquere, perché questo è fondamentale, altrimenti non può esistere una situazione di emergenza di 2-3 anni, non si parla più di emergenza. Chiaro. Ecco, questo è un distinguo fondamentale. Poi l'extracomunitario che invece viene qui, risiede e lavora pagando le tasse, e che serve per alcune mansioni agli italiani, pensiamo per esempio alle badanti. Io penso per esempio, adesso abbiamo, non è lo stesso genere ovviamente di immigrazione, ma pensiamo dall'est. Se noi non avessimo le badanti no, c'è l'utilità per carità, però dopo non degeneriamo, come diceva un po'. No, bisogna, se viene regolato il tutto, cioè la libertà parte da una legge, cioè la libertà va a finire dove tu interrompi quella dell'altra. Quindi perché tutti siamo liberi dobbiamo rispettare delle regole, e le regole da rispettare sono quelle italiane. Questo è un dato imprescindibile. Questo è categorico. Lei, Frigo, come la vede? Allora, dopo rispondo alla proposta che ha fatto Conte. Vorrei riportare un attimo il discorso al primo giro dei nostri interventi. Sembra paradossalmente che gli immigrati vengano qui perché c'è una congiura mondiale contro l'Italia. Cioè, francamente mi sembra un po' di fantascienza. Cioè, le inchieste della magistratura non hanno appurato nulla, neanche a carico delle ONG per il momento. Se poi quello che viene fuori, ben vengano le sanzioni il più severe possibili, però per il momento questa congiura mondiale contro l'Italia per portare qui gli immigrati, un'invasione, francamente no. Cioè, perché vengono gli immigrati? Perché dalla Nigeria, se più che congiura interessi economici ben precisi. Ma loro, gli immigrati, hanno un interesse economico ben preciso, cioè hanno l'interesse di scappare dalla miseria. Lasciamo stare quelli che scappano dalle guerre. Tutti gli altri, quelli economici, hanno l'interesse a scappare dalla miseria e dalla malattia. Io ho un amico, praticamente un ragazzo adottato praticamente, del Togo, che adesso è diventato farmacista e sta lavorando qui, non riesce a tornare giù, anche se vorrebbe tornare giù, perché non riesce a trovare una sistemazione adeguata. Ma a 30 anni, gran parte dei suoi coetanei sono già morti, ma non perché ci sia la guerra in Togo, perché semplicemente muoiono di malattie le più banali, perché non hanno i soldi per comprarsi le medicine, perché non hanno nessuna prospettiva, eccetera. Quindi, certo che poi ci sono le mafie che li sfruttano, ma loro sono le vittime, non sono gli invasori che vengono ecco, questa mi scusi? Sì. Prego, sì, fate. Arrivano. Forse non è che stiamo aiutando gli africani sbagliati, no? Perché come mai arrivano i nigeriani non dal Togo? Forse perché loro non ce la fanno a venire qua, perché stanno veramente male loro, no? Hanno condizioni di vita veramente precarie, non riescono a intraprendere questi viaggi, non hanno 3-4 mila dollari da spendere. Ma se uno stiamo aiutando forse la gente sbagliata, questa è la domanda da porsi. Se uno ha la possibilità di mantenersi e di vivere adeguatamente nel suo paese, perché mai dovrebbe venire in Italia? Ci sono delle organizzazioni criminali nigeriane in Africa e anche nordafricane che stanno facendo una campagna di reclutamento nelle città per prelevare questi ragazzi, tant'è che i governi di questi paesi, in particolare la Nigeria, stampa da anni manifesti enormi in tutte le città dove li invita i propri figli a non farsi accalappiare da queste organizzazioni delinquenziali, perché l'Europa non è l'Eldorado, perché l'Europa non è quello che vi stanno raccontando i loro connazionali, tra l'altro, perché sono connazionali. Questo è il problema, semmai. Quindi parte da lì, cioè stanno partendo soggetti comunque che nel contesto africano stanno bene, non sono quelli che stanno male, cioè quelli del Togo, dice lei, sono quelli che stanno male, è gente che non è in grado di affrontare un viaggio del genere. Quindi la domanda da porsi è: tutto quello che stiamo facendo adesso noi in questi anni aiuta o meno ad uscire da questa situazione l'Africa e gli africani? Questa è la domanda di porsi. Stiamo aiutando veramente le persone che ne hanno bisogno
o ci stiamo dimenticando di bambini rinsecchiti che muoiono di fame, che vivono forse qualche mese e poi muoiono di qualche malattia o di fame? Di dove sta parlando? Dell'Africa? In generale, ovviamente. Bisognerebbe che ci fosse un piano Marshall per l'Africa che consenta a chi sta in Africa di vivere dignitosamente. E questo è il problema per cui scappano da una situazione invivibile, da mancanze di prospettive. Questo è purtroppo la situazione. Dopodiché, perché vengono in Italia? Perché l'Italia ha di fronte la Libia, mentre gli altri paesi europei hanno di fronte dei paesi strutturati che garantiscono il controllo del territorio. Noi abbiamo di fronte la Libia, che è stata bombardata, ricordo, dagli europei, un regime di cui abbiamo esultato quando è caduto, ma non avevamo chi ha deciso quei bombardamenti, e parlo soprattutto di Francia, Gran Bretagna. E ricordo che in Italia abbiamo bombardato anche noi la Libia e c'era il governo Berlusconi Bossi. Abbiamo bombardato le Libie. 700, assolutamente. Sono state utilizzate le basi militari siciliane, ma l'Italia non ha partecipato ai bombardamenti. L'Italia ha partecipato ai bombardamenti. Comunque non entriamo nello specifico qui, se non ne veniamo fuori. Voglio dire, abbiamo un buco nero davanti. Certo, l'Italia è un paese proteso verso l'Africa, è ovvio che arrivano in Italia. Di fronte alla Spagna ci sono paesi con dei regimi che controllano il territorio, per forza non vanno in Spagna, ne vanno molti meno. Non è che non ne vanno. Perché siamo al ventre molle dell'Europa, siamo al ventre molle dell'Europa. La nostra posizione geografica è purtroppo... Bonavina, fisiologico oppure c'è qualcosa dietro di più grosso? Io molto più modestamente tornerei a noi e alla realtà di Padova e alla proposta della Regione, perché onestamente questi sono problemi, si diceva all'inizio, che sono di carattere internazionale, cioè stiamo parlando di guerre, stiamo parlando di miseria, stiamo parlando di situazioni effettivamente oggettive. Ci possono essere sicuramente anche delle organizzazioni che stanno reclutando proprio queste persone per farle andare via dai paesi africani. Questo io non lo so, ne prendo atto, ne ho sentito parlare per carità, ma chiaramente sono dei discorsi che bisognerebbe approfondire, bisognerebbe conoscere meglio per poter esprimere un proprio giudizio. In questo momento chiaramente dobbiamo soltanto cercare di guardare a 360 gradi e la problematica è enorme e la problematica esiste. Però tornando a noi, io dico che se anche nel nostro piccolo ci sono le leggi, ci sono i regolamenti e non vengono rispettati, allora è chiaro che la situazione degenera. Faccio un esempio. Quindi lei dice ben venga un provvedimento di carattere regionale. Ma come il provvedimento di carattere regionale, voglio dire, ci sono anche delle liste per quanto riguarda le nostre case atere, le nostre case e quant'altro. Se dopo ci sono le amministrazioni che vanno in barba ai nostri elenchi, alle nostre liste, alle nostre graduatorie, danno queste case alle popolazioni rom, quelle che abbiamo visto per esempio a Mortise, no? Quindi il campo Zingari e quant'altro, che sono state messe in case chiuse, andando oltre la graduatoria, questo per me è molto grave. Quindi bisogna, se ci sono delle leggi, se ci sono dei regolamenti, bisogna rispettarli e in primis deve essere l'amministrazione a rispettare questi regolamenti. E voi come la vedete? 5 Stelle la vede, sicuramente il corridoio umanitario deve essere fatto a livello internazionale senza ombra di dubbio. Ci sono delle cifre che fanno abbastanza paura. Quando... io interrompo solo un secondo. Prego. Per far poco prendere meglio anche i telespettatori, perché a volte sembra, come diceva giustamente anche l'avvocato, è una questione troppo grande, più grande di noi, ed è verissimo. Certo. Però chi poi si appresta ad amministrare la cosa piccola, la città, se ha una visione un po' di un certo tipo, ha anche la forza di prendere certi provvedimenti. Cioè immagino anche il consigliere Conte con la consigliera Giovanna Negro, che hanno fatto questa proposta, hanno una vision, dicono io la penso così, in virtù di questo voglio prendere questo provvedimento. Quella che è la realtà, cioè l'impossibilità degli amministratori di avere delle regole su cui se viceversa uno dice è in realtà tutta un'altra questione, prendi il provvedimento, lo prendi diverso, cioè certe decisioni vengono prese anche in virtù di tutta una situazione che sta attorno, ovviamente. Certo, si va ad adattare, cioè questo è per comprendere. Si va ad adattare per migliorare la vivibilità dei cittadini, delle persone che lavorano e anche dei più meritevoli delle case sicuramente atere, delle zone popolari. Senza ombra di dubbio, un dato che mi fa paura a me è che dicono che solo dal 4 al 10% di questi immigrati sia effettivamente regolare, che venga effettivamente da zone di guerra. Abbiamo anche noi questi dati molto bassi. Sono dati allarmanti che fanno veramente presagire che dietro ci sia un'organizzazione criminale che li mandi di qua. Ma nel nostro piccolo
Quando si decide di dare una casa ATER a una famiglia ci sono anche delle norme da seguire senza ombra di dubbio. Una di queste fondamentale è il numero dei componenti di un nucleo familiare. Una famiglia che sicuramente ha un figlio solo va più in basso rispetto a una famiglia che magari ne ha 5 di figli, e questo è inevitabile. Quindi giusto il provvedimento senza ombra di dubbio a livello regionale, che va a dare un attimo di più priorità a chi sussiste nel territorio da più tempo, senza ombra di dubbio. Il problema però cioè questa è un po' una toppa, nel senso che il vero problema qual è? Il problema è la mancanza di lavoro, la mancanza di poter aumentare il proprio reddito, la possibilità effettivamente di far fronte alle spese. Non voglio uscire eccessivamente dal tema, però è strettamente collegato, insomma. Quindi per quanto riguarda questo, sicuramente un rilancio del lavoro cambierebbe anche quelle che sono le condizioni di vita di tanti italiani, di tanti padovani. Padova è facile vedere appunto la chiusura di tanti negozi, e questo poi di conseguenza porta anche purtroppo alla criminalità. Trovo comunque giusto e in linea dare la precedenza a quelli che sono gli italiani, anche i padovani. Qua a Padova si voleva fare, si è fatto in parte questo provvedimento, cioè quello di dare appunto le case a chi stava nel territorio italiano da più tempo, dando la precedenza appunto alle famiglie nostre. Ho piacere che ci sia un dibattito interno anche al 5 Stelle, perché le posizioni a livello regionale appunto del gruppo 5 Stelle è completamente diverso. L'aspetto appunto da evidenziare è che ad esempio a Padova effettivamente non si è applicata la norma in maniera adeguata, le graduatorie sono state veramente non considerate, soprattutto quando poi si fa, e questo è l'estremo, quando si fa politica sulla pancia della gente, perché quando si va, si dice andiamo con le ruspe e puliamo e abbattiamo tutti i campi rom, e dopo purtroppo gli dai a questi per primi le case popolari che magari qualcuno era là in attesa per entrarci, quindi è questa l'assurdità. Poi bisogna essere concreti, soprattutto legati alla realtà e a quelle che sono le vere esigenze appunto dei cittadini. La quota che stanno discutendo in regione del 13%, se ho capito bene. Ha voluto raddoppiare la media delle presenze. Ecco, mi sembra già alta, cioè io la farei scendere al 7%, perché prima vorrei sistemare i miei concittadini. Gli abitanti di Padova, c'è un'emergenza abitativa per tantissimi padovani. Il fatto che si allacciava l'amico dei 5 Stelle, attenzione, qua stiamo parlando di un provvedimento regionale, quindi esteso, no? Non è un provvedimento di carattere regionale questo. Poi i comuni, ogni comune metterà i comuni andarla a applicare. Certo, ovvio, non per precisare. Ovvio. Però volevo specificare che il fatto che in graduatoria per avere l'accesso alle case popolari contro i numeri dei figli, noi italiani partiamo già svantaggiati, perché noi quando abbiamo un figlio basta, poi 2 non ce la fai a mantenerli. Chi ha 3, 4, 5 figli e grazie a Dio, perché io sono cattolico, per cui dico grazie a Dio, continuo anche a farne, sono quelli che hanno gli aiuti da parte dello Stato, gli aiuti da parte della Caritas, tutti gli aiuti di questo mondo, quindi possono permettersi il lusso di mettere al mondo i figli. Noi italiani non possiamo più mettere al mondo i figli. Infatti, prima accennava che c'era un complotto per farci invadere. No, in realtà non c'è un complotto. Ci vogliono sostituire semplicemente. È più semplice. Cioè, non facciamo più figli. Ma chi e perché? Ci arriviamo. Non facciamo più figli. C'è la teoria della grande sostituzione. Arrivano questi che figli ne fanno a iosa, un po' alla volta le classi delle scuole ne fanno meno quando arrivano qua e si ridimensionano. Ne faranno uno meno, però ne fanno sempre, ripeto, più di noi. Ci sono 4.600 ragazzi in meno nelle scuole del Veneto l'anno scorso, e gran parte sono figli, quelli che se ne sono andati, i loro genitori. Praticamente sì, gli studenti stranieri sono diminuiti di 4.600. Però si stanno compensando con i nuovi arrivi. Nuovi arrivano. Di solito non sono ragazzini in età scolastica. Non sono ragazzini in età scolastica, ma quelli che arrivano e fanno figli finiscono le scuole. Io per esperienza, perché ho le nipoti che vanno a scuola, e le classi sono formate equamente da italiani e stranieri. Poi anche là ci sarebbe da andare a discutere un pochino, perché per esempio ci sono quelli che non spiaccicano una parola in italiano e ti bloccano l'attività scolastica di un'intera classe. Il Comune di Padova ha eliminato i mediatori culturali, per esempio. Esatto. Ma i mediatori Questo culturali... è
stata la genialità dell'amministrazione di Padova che ha eliminato i direttori culturali. Non voglio difendere l'amministrazione ma non ce l'abbiamo presente, per cui non parliamo delle vecchie amministrazioni, vediamo in costruzione. Ecco, per cui dicevo, per me va benissimo, diamo un tetto alle case, ma soprattutto, ripeto, diamole prima ai nostri connazionali che hanno bisogno. Pensiamo ai pensionati. Il servizio di prima parlava di quei fortunati che mangiavano, gli altri che gli davano il cibo dei porci, mi sembra aver capito. Bene, i nostri pensionati vanno alla fine dei mercati a rovistare nel cassonetto per tirar fuori il gambo di insalato ancora buono per portarselo a casa a mangiare, perché non arrivano a fine mese. Non sarà il cibo dei porci, però poco ci manca andare a rumegare nelle squasse, per dire in italiano. Insomma, gli italiani vengano prima degli altri, nel caso specifico stiamo parlando di Padova, i padovani vengono prima degli altri, poi ben volentieri quelli che possono rimanere qua, il 4%, perché riconosciuto sempre il 4%, siano quelli che scappano dalla guerra, gli altri scappano probabilmente dal caldo, da problemi economici. Ma sai quanti italiani scapperebbero per problemi economici? Io sarei uno dei primi che scapperebbe dall'Italia se mi dicessero che in Svizzera mi regalano 35 euro al giorno e mi mettono a dormire in un albergo. Però sta succedendo, mangio, perché i nostri figli nella stragrande maggioranza dei casi vanno a Londra, vanno in giro. A Londra per trovare lavoro, perché qui non gli diamo delle garanzie. Sono dei vasi comunicanti alla fine. Qui non gli diamo garanzie di lavoro, qui siamo generosi e ospitali, anche troppo, però non siamo generosi e ospitali con i nostri figli che sono costretti a scappare. Ecco, adesso qua accenniamo anche il discorso dell'integrazione che adesso anche arriva, perché bisogna anche affrontare questa questione. Quindi affrontiamo questa emergenza, stanno arrivando, continua 48% in più quest'anno rispetto all'anno scorso, sono migrazioni continue, non le sappiamo gestire, abbiamo persino l''ndrangheta e quant'altro che le gestisce e quindi diventano un problema, ma queste persone poi effettivamente potranno, vogliono integrarsi nel nostro territorio o rischiamo che molti giovani poi un domani divengano affiliati di qualcos'altro e possano commettere dei reati poi ben più gravi? Riflettiamo su questo, andiamo in pubblicità, poi torniamo insieme.